Benvenuti a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro a Casa Tua, la web series dell'Ert Friuli Venezia Giulia dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena teatrale. Diamo subito il benvenuto all'ospite di oggi e senza rompiamo più gli indugi, benvenuto a Gioele Dix, grazie per aver accolto il nostro invito a essere nostro ospite. Buongiorno a tutti, buongiorno Angela. Grazie. E una lunga carriera tra cabaret, teatro, televisione. Eravamo prontissimi ad accoglierti in Friuli Venezia Giulia proprio in questi giorni con il tuo ultimo spettacolo Vorrei essere figlio di un uomo felice, che ricordiamo aveva una serie di date in programma a Sacile, San Vito al Tagliamento, Maniago, Tolmezzo, La Tisana e Monfalcone. Se tutto va bene, appunto lo speriamo di cuore, ti rivedremo in scena nel mese di febbraio. Ma intanto vogliamo iniziare a parlare di questo spettacolo, a partire dal titolo, Vorrei essere figlio di un uomo felice, che già incuriosisce, già racconta una piccola storia questo titolo. Ce lo racconti? Dunque, tanto grazie per la vostra chiamata, la vostra ospitalità. Sì, sono molto desideroso di venire in Friuli, in generale desideroso di tornare sul palcoscenico. Si continua a rimandare, ma insomma sappiamo il motivo. Comunque, io ho fatto degli studi classici, li ho fatti con l'impegno che si ha verso i 16, 17, 18 anni, quindi in maniera un po' intermittente, dipendeva anche un po' dalla qualità dei professori, oltre che dalla qualità della mia attenzione. Però mi è rimasta dentro una grande... mi è rimasto dentro l'influsso della qualità di quella letteratura, la letteratura classica e in particolare l'antica Grecia. L'Odissea è un libro che ovviamente io ho frequentato da studente, in maniera appunto un po' da studente, quindi un po' tortocollo, mentre poi tornandoci sopra in età adulta ho scoperto quanto fosse straordinario questo libro. Forse mi verrebbe da dire uno dei 3-4 libri più importanti della nostra storia letteraria, almeno in Occidente. Dentro l'Odissea si raccontano cose che sono a tutti note, sono soprattutto le avventure e disavventure di Odisseo, di Ulisse, come lo chiamano i latini, che deve tornare a casa dopo la guerra di Troia. È l'ultimo rimasto, tutti sono già tornati e lui ha l'ostilità di un dio, dio Poseidone, il dio del mare, che gli impedisce di tornare per una faccenda familiare in realtà, perché Ulisse ha accecato il figlio Polifemo, il figlio quello con l'occhio solo, ha accecato, è uno dei figli di Poseidone, quindi Poseidone è infuriato per questo e non lo fa tornare. Quindi poi in una sorta di lungo flashback lui racconterà, Odisseo ai Feaci, al re dei Feaci, racconterà tutte le sue disavventure che noi conosciamo meno bene. Questo parte sostanzialmente dal quinto canto in poi. Nei primi 4 canti, che sono poco considerati anche a scuola, devo dire, forse più che altro nel secondo canto, perché c'è la faccenda della tela famosa di Penelope, ma in realtà si trascura un po' quella che i grecisti chiamano la telemachia, che è una piccola saga nella saga, che è il viaggio in senso contrario, verrebbe da dire alla maniera di De André, in senso ostinato e contrario, mi sembra che fosse questa la dicitura, di Telemaco, che va a cercare il padre, perché questo ragazzo è nato quando il padre stava per partire per la guerra, quindi i due non si sono conosciuti né soprattutto frequentati, e il ragazzo è cresciuto all'ombra di questo padre così importante, così influente, un grande re, un grande eroe, che oltretutto non torna e si crede che sia ancora vivo, però si sospetta che potrebbe essere morto, lo si attende, la madre lo attendono tutti i pretendenti che assediano la reggia, i proci famosi, che sperano che venga proclamata la morte ufficiale del re per candidarsi a successori, e quindi in questa situazione
politicamente e umanamente molto intricata. Il ragazzo, che ha ormai quasi 20 anni, decide, non da solo, decide di andare a cercare questo padre per provare a fare un percorso di conoscenza di sé, oltre che per cercare veramente tracce del padre. Chi lo convince, chi gli dà la spinta finale? La psicanalista dell'Olimpo, che è la dea Atena, la dea dagli occhi azzurri, che scende a Itaca, travestita come era suo costume da straniero, e lo interroga, cerca di capire, gli fa una piccola seduta psicanalitica e gli chiede: sei tu il figlio di Odisseo? Sei veramente tu? Perché a molto gli somigli. Lui ce l'ha proprio dipinto in volto che, che è il figlio del grande Odisseo. E lui dice: sì, mia madre dice che io sono suo figlio, ma io non lo so perché non l'ho mai conosciuto. Quello che so è che vorrei essere figlio di un uomo felice. Quindi sono parole di Omero. Vorrei essere figlio di un uomo felice che finisce la sua vita serenamente e non costretto a vagare come mio padre. Cioè, in quella frase bellissima c'è un po' la sintesi del destino generale delle relazioni complicate fra padri e figli e fra figli e padri, perché appunto si sa per esperienza che il destino, sia umano, umorale, professionale e tutto quello che si vuole dei padri, condiziona quello dei figli in qualche modo, sempre. Io parto da questo bellissimo spunto e non lo mollo, perché durante tutto lo spettacolo io continuo a tenere i primi 4 canti dell'Odissea come traccia, però come dire, faccio una commistione di questo materiale classico con molte altre cose che riguardano la mia vita, le mie passioni letterarie, le mie esperienze, sia di figlio sia di padre, perché come molti uomini di una certa età posso avere le due opzioni. E peraltro padri si diventa, figli si rimane tutta la vita, persino quando i padri non ci sono più. E io sono anche purtroppo stato ferito di recente dalla perdita di mio padre, e mio padre era presente quando ho cominciato questo spettacolo e oggi non c'è più, e ovviamente lo spettacolo è rimasto più o meno lo stesso, però si colora, almeno parlo dal punto di vista interiore, di qualcosa di diverso, perché alcune cose che ho scritto prima della sua mancanza oggi suonano in maniera diversa. E naturalmente ho anche aggiunto qualche riflessione, ci metto dentro della letteratura di vario tipo, ci metto dentro le mie riflessioni. È uno spettacolo ovviamente prevalentemente comico, malgrado diciamo sia lo spunto che il tema non siano di per sé comici, però è un po' la mia vocazione. Tutto ciò che riguarda la vita può essere letto e raccontato attraverso la lente dell'ironia, che è quella che è una sorta di medicina che ti salva la vita, che ti permette anche di andare più a fondo, di essere quasi più serio di come saresti se avessi un approccio serioso, che è molto peggio. Quindi insomma, diciamo che è uno spettacolo che peraltro ho molta voglia di rifare, perché sono fermo ai box da febbraio. Ho fatto un'ultima data rubacchiata quando già sembrava che chiudessero i teatri, se ne parlava, insomma. Siamo tornati a casa con la sensazione che non avremmo più lavorato per qualche settimana, e in realtà invece rischiamo di fare più di 12 mesi, e chi lo sa, speriamo in bene. Sono stato un po' verboso, io sono un grande chiacchierone, quindi se tu puoi interrompermi quando vuoi. Certo, no, ma è che trovo molto interessante appunto ascoltare come nascono gli spettacoli, perché
appunto immaginando uno spettatore, una spettatrice che si avvicina al mondo del teatro, magari sono tante le leve che possono portare una persona proprio a muoversi fisicamente verso il teatro, no? E a mio avviso, cioè, entrare dentro la mente di chi costruisce lo spettacolo e diciamo seguire i ragionamenti può essere un aspetto molto importante, soprattutto poi su una tematica come quella di questo spettacolo, che è una tematica che appunto tocca sostanzialmente ciascuno di noi ed è appunto molto intima ed è una curiosità di capire come l'ironia si applica, come l'ironia, la letteratura classica e il teatro si intrecciano, insomma, e diventano poi la tela di Penelope poi, se vogliamo restare nello stesso ambito di immagini proprio. Sì, sì, diciamo che in questi ultimi anni sono riuscito, dopo tante esperienze che sono servite ad accumulare, diciamo ad affinare un metodo, io sono riuscito a trovare questa sintesi per cui lo spunto è quasi sempre uno spunto letterario alto. Ho fatto la stessa operazione qualche anno fa con la Bibbia, con alcune parti della Bibbia, il libro della Genesi e qualche profeta, facendo uno spettacolo che si chiamava, ho fatto anche un libro, La Bibbia ha quasi sempre ragione, nella quale mettevo, come dire, mettevo in comune con il pubblico le mie riflessioni, le mie sensazioni su un tema molto forte che è la fede, e usavo anche la lente dell'ironia, ma non per prenderla in giro, non per farne sberleffo. Credo che sia importante essere sempre dalla parte, amare quello che tu anche ironizzi. E la stessa cosa ho fatto tempo prima insieme a Sergio Fantoni, che purtroppo non c'è più, un mio grande caro amico e maestro, con il mito di Edipo, quindi tornando sui greci. In effetti i greci antichi erano veramente a 5-6 passi avanti a tutti e ancora oggi le loro tragedie, non solo le loro tragedie, parlano all'uomo di ieri e dell'altro ieri o di domani. Ecco, dicevo che il metodo è prendere uno spunto alto e poi comunque innervarci dentro le riflessioni, il lavorio che io faccio come uomo, come attore, come pensatore. Però ecco, non tanto per raccontare i fatti miei, stretto autobiografismo, perché chi se ne frega, però attraverso le esperienze che io ho vissuto, per esempio quella di figlio, oltre che quella di padre, però prima di tutto quella di figlio, riesco a mettere a nudo anche, lo faccio un po' per me, un po' per il pubblico, un sacco di persone, sia uomini che donne, escono da questo spettacolo molto, molto segnati, commossi, perché comunque il rapporto con i padri, sia per quel che riguarda gli uomini, sia per quel che riguarda le donne, quindi sia i figli che le figlie, con i padri hanno sempre qualche nodo da sciogliere e spesso non sono mai riusciti a scioglierlo. I padri se ne vanno lasciandoci questo rimpianto di non essere riusciti a scioglierlo, le cose che gli volevo dire, le cose che avrei voluto capire, le cose... oppure invece qualche volta si ha la soddisfazione di essere stati capaci di un gesto di accoglienza, di tenerezza, di essere stati a nostra volta accolti, perché spesso i padri si ammorbidiscono verso la fine e si rivelano più fragili di quello che volevano sembrare. Naturalmente parlo anche di come sono cambiati i padri, perché io parlo di un padre che aveva un piede, non dico nell'Ottocento, ma sicuramente un piede in un'epoca molto lontana,
molto più lontana di quel che sembra, perché il tempo è trascorso. Però ci sono anche i padri di oggi che sono un pochino più sfocati. Diceva Giorgio Gaber, questi padri di oggi sono sfocati, che è come quel film di Woody Allen in cui c'è un personaggio che non è mai a fuoco, no? Ecco, quindi insomma, tanti sono i temi, capisci? E però si parla poi di attualità, si parla di cose, perché poi io parlo anche di come si comportano i bambini al ristorante, l'educazione, parlo di come si fanno le valigie prima di partire per un viaggio e rievoco quello che facevano i miei genitori, racconto momenti di esaltazione, i momenti di rabbia, le piccole mortificazioni, insomma, ci sono tante cose che si possono raccontare a partire da un tema così forte, da un nodo così grosso da sciogliere. E in un certo senso la cultura, il teatro, la letteratura possono, diciamo, agevolare questo rapporto, comunque possono dare degli spunti, sentirsi, cioè riconoscersi nella storia di qualcun altro o in uno spettacolo può lasciare qualcosa anche di molto personale. L'idea appunto di questo spettacolo è in qualche modo legata anche al libro che hai scritto per raccontare la storia della tua famiglia, perché appunto c'è tanta letteratura nello sviluppo dei tuoi spettacoli, ma mi verrebbe da dire c'è tanta letteratura nella tua vita pubblica e anche privata. Ma io ho scritto un libro nel 2014, è uscito con Mondadori, che si intitola Quando tutto questo sarà finito. È un libro che racconta la vicenda di mio padre ragazzino, e quindi sostanzialmente anche dei miei nonni, che erano i suoi genitori, e di un fratello che mio papà aveva ai tempi e che poi purtroppo non sopravvisse a quelle sventure. Racconto ciò che è successo a mio padre e alla nostra famiglia nel 1938, dal 1938 in poi, quando entrarono in vigore le leggi razziali e per loro ebrei e per tutti gli ebrei italiani cominciò una vita nuova, molto, molto peggiore, una vita da cittadini di serie B, con una serie di mortificazioni crescenti, fino a quando nel 1943, con l'arrivo dei tedeschi, mio nonno ebbe la prontezza di riflessi di, seppur tardivamente, perché qualcuno l'aveva capito prima, però andarsene non era facile. Uno dei temi dei quali parlo, che qualcuno aveva già capito che aria tirava, addirittura in Europa, era scappato, era andato in America, in Sud America, ma non è facile. Se voi immaginate, chiunque di voi immagini di lasciare il proprio paese, la propria famiglia, magari i genitori anziani, le sicurezze, il lavoro, eccetera. Per cui, insomma, mio nonno, per fortuna, un pochino prima che fosse tardi, ma parliamo veramente di giorni, riuscì a scappare in Svizzera, però fu una fuga piuttosto complicata, con dei colpi di scena, con un rischio gravissimo che le cose non andassero per il loro verso. Poi ci fu un esilio perché la famiglia fu sparpagliata, gli svizzeri, verso i quali noi avremo sempre una gratitudine totale, trattarono questi profughi così in maniera piuttosto organizzata e anche rude, ma ci mancherebbe. Sono stati salvati e quindi ci furono un paio di anni complicati, soprattutto anni nei quali mio padre stava crescendo e quindi si faceva le ossa. E poi racconto il ritorno. Naturalmente questo viaggio, questo racconto che io ho fatto in prima persona, cioè mi sono incarnato in mio padre, due cose rapide devo dire. La prima è il frutto di un racconto che lui mi ha fatto dopo moltissimi anni, cioè lui non ha voluto parlare mai di questa roba, faceva dei vaghi accenni, sembrava che avessero avuto qualche guaio a un certo punto della vita, ma nessuno, né lui né i miei nonni parlavano volentieri di questa cosa, non volevano fare vittimismo, non volevano rievocare, volevano buttarsi alle spalle ciò che era successo, per tanti motivi per i quali i sopravvissuti di solito non raccontano. Però lui a un certo punto, verso gli 80 anni, riuscì a convincerlo e mi raccontò molto bene tutto quello che è successo.
per quello che lui si ricordava, tra l'altro, perché comunque era un ragazzo, e lì mi capì quanto sarebbe stato utile avere parlato anche con mio nonno, che invece era un uomo adulto e mi avrebbe potuto dire un sacco di cose che un ragazzino di 12 anni non poteva sapere e capire. Mio padre mi ha raccontato quello che lui si ricordava, ma certi meccanismi non li sapeva perché era un bambino. E quindi diciamo che ho consegnato con questo piccolo libro, che poi è stato molto letto nelle scuole. Tutt'oggi mi chiedono di andare a parlarne, perché molti professori si occupano dell'argomento e mi chiamano, fanno leggere il libro ai ragazzi. La prima volta una professoressa mi scrisse: vorrei far leggere il suo libro ai miei alunni durante le vacanze. Io le scrissi: no, per favore non lo faccia perché mi odieranno. Il libro da leggere per le vacanze è odiosissimo. Ma in realtà poi devo dire ho avuto grande soddisfazione, perché i ragazzi hanno apprezzato questo libro, che è scritto come fosse da un ragazzo. Quindi questo è il primo dato. Ho consegnato questa piccola memoria di una storia piccola, nostra, privata, che però è dentro la storia grande. Attraverso spesso le storie piccole si racconta meglio la storia grande. E l'altra cosa è che io ho fatto un viaggio dentro mio padre, per cui ecco dove è la parentela che tu giustamente dicevi, Angela, tra lo spettacolo e il libro. Incarnarmi in mio padre ha fatto sì che io abbia probabilmente capito alcune cose di me, perché ho capito un po' mio padre, ho capito le sue sofferenze, come è cresciuto, che cosa si è portato dietro, ho capito i suoi sbalzi di umore, ho capito tante cose che io avevo subito più che altro, perché poi tu i padri te li ritrovi come sono e ti becchi il loro malumore, ti becchi il loro carattere, ti becchi le loro fisse. Il padre era molto severo, per esempio, era uno che esigeva tantissimo, perché lui probabilmente ha fatto una vita negli anni cruciali talmente complicata, talmente al limite, che si spazientiva quando uno trovava un po', ma che problema c'è, diceva sempre, come se giustamente, perché uno che si è trovato a risolvere il problema della sopravvivenza si incavola quando uno se la prende perché questa cosa non funziona. Le discussioni con mia madre su questo, insomma, però devo dire, io gli devo anche tanto, perché è stato comunque un padre che mi ha allevato con dei valori, mi ha allevato appunto con una certa severità, per cui ha preteso che io, e questo è finito che non so se è stato un grande vantaggio, ma è finito che anche io pretendo un sacco da me, e spesso è anche sbagliato essere così severi, però insomma pazienza, è andata così e non si può cambiare. Diciamo che appunto è anche un po' una rarità e una fortuna aver potuto fare questo tipo di percorso, cioè anche, insomma ci sono tante situazioni, tanti casi a cui appunto certe storie come questa restano semplicemente seppellite, o anche storie più semplici Sì, sì. che magari appunto aiuterebbero a conoscersi e a conoscere, a rimettere, dare un nuovo significato, una nuova profondità a una relazione che riguarda tutti. Quindi in questo senso appunto penso che il teatro, che la letteratura, che il tipo di percorso culturale che stai proponendo possa veramente avere poi un impatto sul pubblico, e ce lo raccontavi proprio tu, cioè che il pubblico che viene a vedere questo spettacolo poi ne esce toccato, non è semplicemente uno spettacolo in cui si sorride, ma in cui, diciamo, resta qualcosa. Sì, anche perché devo dire, io faccio un po' l'altalena, in maniera organizzata e consapevole, faccio un po' l'altalena fra i toni più leggeri e i momenti nei quali vado più in profondità. Essere leggeri non significa essere superficiali, quindi anche quando sei leggero puoi toccare argomenti importanti. Quando vai in profondità significa che magari vai a toccare un sentimento, magari lo sfiori appena. C'è una bellissima parte che è quella finale, nella quale tra l'altro cito un autore che amo molto, che è Valerio Magrelli, che ha scritto un libro che si chiama Geologia di un padre, nel quale racconta così in maniera molto a frammenti, in maniera davvero molto, molto affascinante, il suo rapporto col padre, che
che a un certo punto non sta più bene e se ne andrà. E attraverso questi suoi frammenti riesco a raccontare anche i miei frammenti. Mi sovrappongo quasi, faccio miei. Ecco, una delle cose belle che fa il teatro in questo momento nel quale si parla poco, anzi quasi per niente, a parte fra di noi, dell'importanza del teatro, occorrerebbe dire, insomma, quanto il teatro, al di là del fatto che è un posto dove la gente pericolosamente si può assemblare o assembrare, non ho mai capito con la R, assembrare, in realtà è un luogo dove le voci si sovrappongono in maniera interessante attraverso gli attori, attraverso gli autori. Si può creare un ponte con le persone che sono davanti. Spesso gli attori possono essere dei facilitatori, mettono sul piatto un autore, mettono sul piatto una commedia, una tragedia e estraggono da questa commedia qualche cosa che possa essere utile a chi è davanti, agli spettatori. E magari non è una percezione che tu hai immediatamente, in qualche volta sì, vieni toccato subito, altre volte te lo porti magari a casa. Io stesso ho la memoria di alcuni spettacoli che sono stati decisivi nella mia vita, anche se magari non ne ricordo completamente la trama, però ricordo la sensazione, l'impressione. Ecco, basterebbe questo per dare al teatro un valore che è indiscutibile perché viene da secoli e secoli, per non dire da millenni. Però oggi, insomma, diciamo, si parla di più se aprire o chiudere le piste da sci, ecco. E questo devo dire, a me mi fa veramente, sono arrivato a un punto che sono veramente un po' logorato da questa faccenda, perché comunque anche il teatro ha una sua dignità e forse capisco che lo sci è molto più seguito. Io stesso ho sciato per tanti anni, però sono convinto che anche nei momenti di maggiore come posso dire, di maggiore voglia sciistica, sarei stato probabilmente capace di rinunciare per un inverno a sciare. Vabbè, comunque questo non c'entra niente con lo spettacolo. Però un po' c'entra, un po' c'entra. No, sì, c'entra un po' col valore di quello che uno poi costruisce col teatro, ma anche con i messaggi. Cioè, appunto, magari si rischia un po' di appiattire il discorso e pensare al teatro semplicemente come un luogo dove ci sono tante persone, senza fare quel passettino in più del pensare al teatro come qualcosa di condiviso, qualcosa di comunitario, non qualcosa che ha da un lato il palco e dall'altro la platea con gli spettatori, ma di uno spazio dove si crea una relazione tra il pubblico e chi porta qualcosa in scena, una relazione che fa bene a tutti, a tutte le parti in causa, ecco. E ti chiudo con appunto una domanda su questo tempo presente, un tempo presente difficile e diciamo inimmaginabile. Penso che nessuno di noi avesse mai potuto pensare quello che effettivamente sta succedendo quest'anno. E ho, diciamo, osservato, ma questo poi lo chiedo a te, un modo di continuare a parlare con il tuo pubblico fortemente culturale, quindi sui tuoi account social, diciamo che è una piazza, un nuovo spazio dove potersi incontrare. Non ci sono semplicemente i video degli spettacoli, ma ci sono tanti contenuti che raccontano la letteratura, che raccontano la musica, dei consigli. Volevo chiederti non soltanto, diciamo, come ti è venuta questa idea, ma soprattutto come le persone reagiscono. C'è questo bisogno di cultura in qualche maniera e come si esprime? Ma dunque io ho un seguito, non so quale, siamo tutti in una grande hit parade, quindi i numeri
sono quelli che sono. Io ho un certo numero di seguaci, soprattutto sulla pagina Facebook. Su Instagram sono entrato da poco ed è anche un mondo sul quale faccio un po' più fatica perché capisco che ci sono codici diversi. Un po' mi dispiace perché io sono uno che ama, per esempio, le lingue, so l'inglese, so un po' il francese, lo spagnolo, insomma, a me è sempre piaciuto imparare delle lingue nuove, magari anche arrangiarmi un po', per cui non è che disprezzo Instagram, però capisco che su Instagram c'è una grande seguito su modalità diverse dalla mia. Un po' ci ho provato, alcune cose funzionano, altre no. Mentre su Facebook di più, e anche su Twitter sto crescendo, che mi piace. Twitter è forse più di opinione, però la cosa che mi sono posto, anche consigliandomi con qualcuno che lavora con me, eccetera, ma facciamo qualcosa per queste persone che ti seguono e che magari mettono un commento su una tua riflessione, su una cosa che facevo ormai da anni, come tutti, e magari qualcos'altro che non sia l'informazione su quello che fai, dov'è lo spettacolo, anche perché siccome non c'è niente da informare in questo periodo, allora che facciamo? Che ci raccontiamo? E allora ho pensato di fare delle piccole pillole di durata piuttosto variabile, qualche volta 5 minuti, qualche volta 8. Ho cominciato in realtà con una cosa piuttosto lunga, divisa in 2 parti perché era troppo lunga, erano 26 minuti, sul capitolo 31 dei Promessi Sposi, sulla peste. È stata la prima cosa perché sono andato a riguardarmelo, altro libro che ho dovuto superare, per apprezzare il quale ho dovuto superare il disprezzo che mi aveva dato la scuola, perché come sappiamo i Promessi Sposi è fatto apposta per far odiare la letteratura, almeno insomma in gran parte perché essendo imposto, poi forse da ragazzi te ne frega niente di questa faccenda, di questi due che devono sposarsi, non ci riescono. In realtà invece è un libro straordinariamente importante, anche cruciale per la formazione della letteratura italiana, per la nascita del romanzo, per cui quando hai un pochino più di maturità e di capacità di focalizzare gli interessi, capisci che è un grande libro. E nel capitolo 31 si parla della peste a Milano, in Lombardia, ed è stupefacente come, soprattutto con l'ottica che avevamo durante il primo lockdown, quindi l'esplosione di questa faccenda, c'erano degli elementi di una somiglianza sia nei fatti, sia nei commenti, sia nei comportamenti. Poi è molto, molto interessante e intelligente quello che dice Manzoni commentando questi fatti. E quindi sono partito da lì. Questa cosa è stata seguita molto, ho avuto tanti ringraziamenti, grazie, andrò a vedere, ma poi non ci avevo pensato, eccetera. Per cui contemporaneamente mi hanno suggerito queste ragazze che mi hanno aiutato un po' a dare un po' di linfa ai social, di fare dei consigli, visto che dicono loro credibile, sono uno che può essere credibile, che dà dei consigli, leggiti questo, vediti questo, ascoltati questo. Quindi un consiglio letterario al mese, un consiglio di musica, un consiglio di film o serie o così, una citazione finale e così un pensiero buttato lì. E quindi diciamo che questa piccola formuletta ha funzionato, ha fatto sì che si è tenuto un pochino vivo anche per me, devo dire, ancora prima che per loro. Per me mi ha dato un obiettivo, cioè fare questi tributi, tra l'altro, a tutta la letteratura che amo, Buzzati, Calvino, molti italiani naturalmente, però anche Carver, la poesia. I poeti sono una delle mie passioni più grandi, una passione diciamo già adolescenziale. Io leggevo già la poesia da ragazzo, provato anche a scriverla, ma lasciamo perdere. E, per cui insomma diciamo che questo mi è servito per così nel piccolo ambito dei miei social. Questa cosa ha avuto un suo peso e ha fatto sì che non ci fosse la pagina fissa in attesa di date, di sapere quando comincerà, sai, quelle cose che fanno solo tristezza.
E tutto sommato questo è servito anche a lavorare, a farmi materiale, perché poi io avevo anche già, ho tanti libri a casa, ho fatto già questo tipo di cose sia al Festival della Letteratura di Mantova, sia al Teatro Franco Parenti di Milano. Faccio abitualmente, ho fatto per tanto tempo degli appuntamenti letterari, però farli in questa forma micro con la telecamera, eccetera, è un'esperienza diversa. Una novità diciamo che ha dato anche degli spunti e una serie di contenuti e di esplorazioni diciamo in quest'anno. Io prima di salutarci, diciamo di ringraziarti, vorrei tornare sullo spettacolo, quindi su Vorrei essere figlio di un uomo felice, che ricordiamo al pubblico appunto potremo vedere, speriamo appunto nel mese di febbraio a Sacile, San Vito, Maniago, Tolmezzo, Latisana e Monfalcone, e guardiamo il trailer, così traduciamo appunto in dei momenti dello spettacolo quello che Joelle Dix ci ha raccontato. Mio figlio mi preoccupa un po'. È così magro. Se vedesse quello che fa a casa. Astea non egno polla dogen ponto. Azenalgia on katazumon arnumenos. Secondo me non vi hanno detto che la faccio tutta in greco antico. Però ci sono diversi tracciati paralleli all'interno dell'Odissea, come avviene soltanto nelle grandissime opere. Questo racconto nel racconto, questa linea orizzontale, padre e figlio, che si cercano e finalmente si trovano. Questo è il vero interesse della faccenda. Vorrei essere figlio di un uomo felice. Ma di chi sono queste parole? Sono di un giovane, sì, un ragazzo un po' disorientato ma coraggioso, che si chiama Telemaco. Solo i padri possono essere letteralmente ingombranti per la loro assenza. E dunque essere figli di un padre importante ed eroe, quando è assente o lontano, o tutte e due, è davvero difficile. Oh, Padre eterno, ricordati, ti guarda sempre. E io ero angosciato da questa prospettiva, anche perché era un periodo, 8-9 anni, in cui avevo già delle pulsioni erotiche molto informi, ancora delle rigidità curiose che non sapevo come interpretare, facevo già del management, diciamo. Elena si trucca sul modello della memoria, con segrete tinture, un'alchimia d'ocra, di rosa, d'azzurro, d'argento, con un nero marcato intorno agli occhi, un violetto fondo sulle labbra carnose. No, signor, mi piace moltissimo, la prendo va bene, te prenditi sto, lo metto, bellissimo. Riprendendo un'esperienza personale, è che tutto ciò che riguardava mio padre per me era eroico, era mitologico, e la nobile sposa di Nestore, Euridice, la maggiore delle figlie di Climeno, padre di, questo è tipico della prosa dell'Odissea, anche un po' della Bibbia, no? Che quando sei nel cuore dell'azione partono le parentele, fanno figlio di, ma chi se ne frega, fammi vedere come va avanti. Tagliarono il resto in piccoli pezzi, li infilarono sugli spiedi e li arrostivano tenendo in mano gli spiedi dalle punte aguzze. Io trovo entusiasmante che questa sontuosa, opulenta, sacra celebrazione si trasformi in una colossale grigliata. E così, sulla sua tomba, adesso, sta l'immagine di un ragazzo compunto, sussiegoso, che va studiando con cura la sua posa, magari rifacendosi a qualche amato attore hollywoodiano, per prepararsi ai tempi che verranno. Ciao papà.
Ecco, è bello anche rivedere in queste immagini non soltanto lo spettacolo, non soltanto il teatro, ma anche appunto l'entusiasmo, sentire le risate del pubblico. Diciamo che il nostro auspicio, e con questa possiamo salutarci, è un arrivederci a presto qui appunto nei teatri del circuito. Certo, non vedo l'ora, non vedo l'ora. E comunque se dovessimo rimandare ancora a febbraio, riprogrammiamo più avanti, cioè non molliamo, è già la terza volta che Esatto, riprogrammiamo, quindi continueremo non appunto. c'è 3 senza 4, per cui ci proveremo. Abbiamo tutti questa volontà, insomma, mi sembra chiaro, per cui appena si apre una possibilità, tra l'altro già in questa programmazione prevista faremmo comunque, no, il distanziamento, quindi ci sono più repliche per accontentare tutti gli abbonati, eccetera. Per cui insomma già non significherebbe comunque riprendere come prima, ma provando a farlo con dei numeri anche di presenza calmierati, insomma, no? Questa è la speranza. Esatto, cioè poter ripartire sempre garantendo la sicurezza e la serenità a chiunque desideri venire a teatro, di poterlo fare senza timore e godersi proprio semplicemente lo spettacolo così, in piena serenità. Sì, sarà appunto interessante capire, anche se abbiamo avuto qualche segnale anche già all'estate, se il pubblico globalmente reagirà positivamente, perché noi attori ovviamente abbiamo grande voglia di tornare sul palco, bisogna vedere se il pubblico ha altrettanta voglia di sedersi in platea, ma la sensazione è che ci siano le condizioni, almeno da questo punto di vista, per riprendere con l'entusiasmo di prima, se non di Esatto. più. Lo confermiamo anche noi, appunto, anche appunto il pubblico dell'ente regionale teatrale appunto ha risposto con grande entusiasmo a tutte le proposte estive, quindi confidiamo che anche loro si uniscano a questo non vediamo l'ora di ritrovarci, che conclude, diciamo, l'incontro di oggi appunto del Teatro a Casa Tua, per cui ringrazio molto appunto Gioele Dix. Grazie a te, grazie a voi tutti e spero di vedervi presto tutti. Grazie di cuore. Il Teatro a Casa Tua continua giovedì prossimo, sempre sulla pagina Facebook dell'ERT Friuli Venezia Giulia e sul nostro canale YouTube. Grazie a tutti e buona serata.